La Sicilia è l'applicazione del modello Draghi, ovvero un'ampia coalizione che, a parte Fratelli d'Italia a destra e sinistra italiana, comprende tutte le altre forze politiche. Tale modello è caldeggiato dal presidente dell'Assemblea e leader di Forza Italia, Gianfranco Miccichè. Ascoltiamo in proposito l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, commissario regionale della Nuova Democrazia Cristiana, al microfono di Angelo Loppola. Ma non voglio primogeniture in politica, quello che conta è la capacità di ragionare e di riflettere, ma in questa televisione, oltre un anno fa, quando ancora Draghi non c'era, io immaginavo e riflettevo che il futuro di questo paese, perché si potesse esserci un sistema elettorale compiuto, cioè che non ci fosse soltanto una destra, una sinistra, ma anche un centro, era molto legato a un'iniziativa che si poteva fare attorno al presidente Draghi. Devo dire, anche per l'abilità di Renzi, Draghi è diventato presidente del Consiglio e adesso c'è questa idea di cui molti parlano, di costruire un modello Draghi anche oltre quello che c'è a livello nazionale, ma nelle regioni, perché diventi un esperimento per tornare a un modello Draghi nazionale. Io questo lo dissi tanto tempo fa, sono contento che le cose stanno andando avanti, adesso c'è anche qualche altra novità che va aggiunto a questa vicenda. Il voto per l'elezione del Presidente della Repubblica è stato un voto importante, intanto perché è avvenuto per scelta parlamentare piuttosto che per scelta dei partiti. E posso anche pensare che il Parlamento, oltre alla propria sensibilità, sia stato in qualche modo invocato nella scelta anche da una sensibilità dell'opinione pubblica. Che cosa è successo? È successo che a fronte del fatto di una maggioranza e di un sistema elettorale che fa le maggioranze col sistema maggioritario, perché così si vota in Italia, è prevalsa invece un'idea proporzionale del voto dentro il Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Cioè, voglio dire, i partiti e i deputati eletti col sistema maggioritario si sono comportati un po' come se fossero stati eletti in un sistema proporzionale, tant'è che sono prevalse le ragioni di una scelta condivisa nel Paese piuttosto che quello che erano delle ragioni un po' più egoistiche degli interessi dei partiti. Non è una cosa banale, è una cosa importante, tant'è vero che dopo l'elezione del Presidente della Repubblica è avvenuta così come il risultato c'è stato, si è cominciato a parlare di un cambio del sistema elettorale, perché nella realtà ci si è comportati da proporzionalisti. Io mi auguro che questo vada avanti, nel senso che il cambio del sistema elettorale accelera, aiuta, perché il sistema politico elettorale italiano si avvia un percorso compiuto, nel senso che col sistema proporzionale ci potrà essere anche un centro. Se questo succede è chiaro che non soltanto il sistema Draghi nazionale ma anche quelli regionali subiranno delle accelerazioni e soprattutto subiranno delle importanti conseguenze. Non ci sarà più, come oggi potrebbe esserci un destra-centro o una sinistra-centro, ma potrebbe esserci la volontà che dal centro si vada verso destra o verso sinistra. Se poi ci mettiamo che ci sono grandi movimenti a sinistra, basta vedere quello che sta succedendo con i 5 Stelle, e che altrettanti motivi di movimento ci sono nella destra, basta vedere le difficoltà di rapporto tra Lega e Fratelli d'Italia e comunque all'interno della Lega. Ormai c'è una grande presenza di chi ritiene che la Lega debba fare un passo avanti verso il Partito Popolare Europeo. Ecco, tutti questi movimenti aiutano e mi confortano nel pensare che nei prossimi mesi potrebbe esserci anche in Sicilia una possibilità di cominciare a ragionare dal centro per costruire un'alleanza.